Partiamo da questo, stiamo realizzando un nuovo videoclip che si chiama dal titolo Ammutta Ammutta. Però hai svelato tutto, già sanno tutto, Ammutta Ammutta e finisce. Ora magari dice che ci sono i Calandra e Calandra, che sono quelli che se la cantano, se la suonano e se la recitano. E poi 3 e un quarto, che ce ne sono che c'è Ivan Fiore, Giacomo Matanga, Giorgia Manera, la regia di Massimo Scalici, un cameo e Girolamo della Bongiovanni. Chobar, un cameo della Chobar dove Russell Crowe, lo possiamo dire? Sì, però poi non si riconosce come lo sceriffo ingrassato. ora è Russell Crowe, prima era Russell Crowe. Forse questa... Sandy Martin! Io volevo dire solamente una cosa, facciamo persone se volevo dire io e mio fratello volevamo dire una cosa, perché per noi è un sogno realizzato, fare i cowboy, perché noi sempre da piccoli, sempre vestiti di cowboy eravamo, mio padre tutti i film di Terence Hill, Bud Spencer, Trinità, tutti. E i classici di Hollywood, quelli il nostro sogno era fare una cosa western, e l'abbiamo fatta. E poi un quarto di fuoco. Poi la cosa bella, questo è un discorso serio, no, questa è una cosa, voglio dire una cosa seria su di voi. Pensate, all'età di 18 anni invece della macchina si sono fatti comprare una vacca. Vero. Station Wagon era, quindi sicuramente questo è uno dei video che ci ha richiesto più, come dire, più impegno dal punto di vista organizzativo, perché lavoreremo in un contesto diciamo virtuale, quindi ricreeremo in 3D, ma forse anche di più, anche in 4D, forse possiamo, anche di questo più. Non volevo dirlo. Sicuramente uno dei video più impegnativi da quando abbiamo girato videoclip. Vabbè, anche la fortuna di avere la Walt Disney dalla nostra parte, che sembra poco ma in realtà è tanto, ragazzi. Certo. No, sicuramente è quello che ci ha dato una grossa mano d'aiuto per poter avere 3 e un quarto Ivan Fiore e Giovanni Cangelosi, che è pure in scena ma non vediamo. Un saluto solo a Benedetto, che è alcamese di origine. Ok, ciao ragazzi, ciao a tutti. Un impegno eccessivo basta, era un saluto, ciao, hai detto era un saluto, ciao, basta. Pure volgare, ragazzi. C'è tuo fratello. Ciao. Andate al lavoro. Siamo in ritardo con le riprese, fuori tutti, gentilmente. Oggi siamo su un set di un film dei Pirati dei Caraibi e stiamo girando questa scena. Abbiamo qui il nostro regista, abbiamo tutti i personaggi proprio caraibici. Cosa parla di questo film dei Pirati dei Caraibi? Questo film dei Pirati dei Caraibi, ma sicuramente dei Caraibi. Di tutto l'anno, Cioè, capito in che condizioni bisogna lavorare? Il nostro Ron Howard. Questi sono quelli seri, capito? Questi sono quelli... Niente, un'esperienza stupenda, bellissima. Sparategli! Devi fare l'intervista quando lui non c'è. Che è il fratello, che in realtà lui fa il cattivo. Non svelare tutto, Non ho detto il cattivo, non ho detto neanche chi morirà non si può... Ora tu dici la verità. Allora, come si fa? Mi sta puntellando. No, sì. Abbiamo anche il becchino, ci abbiamo tutto, quindi gli abiti di scena, ovviamente. Questa pancia è finta, ovviamente, questo è un effetto, abbiamo trovato anche questa, quindi niente, Ammutta Ammutta dei Calandra e Calandra, presto online e poi ovunque. Ci manchi A tavola. Ci pagano. Ma quando? No, domani. Ciao, io sono il vice sceriffo, lui è lo sceriffo. Lo sceriffo. Siamo entrambi di Cruillas, vicino Dallas. Vicino a Las Vegas, sì. E niente, come vedete il buono e il bello qui, fotomodello, il vice sceriffo fotomodello. Parla tu, ok. Ci stiamo divertendo, è un'ottima produzione, speriamo che venga un buon lavoro e in bocca al lupo a tutti i Calandri. Ma soprattutto, un attimo, si dice in culo ai Calandra. No, questo no, però siamo sicuri che sarà un lavoro ottimo e io per ora non sto balbettando perché ho preso la rincorsa e lui è anche bello come me. Ciao. Mi contagiami perché c'è molto scirocco oggi, diglielo che c'è molto scirocco e il signor Cangelosi tutte le cose, ciao, ho i reumatismi in un'ora.